Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre non amo fare questi video, in effetti non faccio mai, un video, a livello così, però stavolta lo voglio fare proprio perché ho letto una notizia camminando sulla rete davvero quasi assurda, certe persone davvero non stanno bene, purtroppo la colpa è anche nostra che l'abbiamo fatti diventare così, quindi la colpa più che altro è anche nostra volendo. Ma camminando così per internet, sempre per il scopo di trovare notizie, interessanti, vado a leggere uno scherzo delle Iene a Chiara Blasi. Mo' Chiara Blasi, ragazzi, neanche sapevo chi era io, pensate un po', figurati, non so questo quanto c'ha 2 milioni e mezzo di follower, quindi penso che sia su Twitter. Quindi in effetti questa qui ha avuto uno scherzo delle Iene, come fanno con tutte le Iene, in effetti si divertono a fare scherzi un po' a destra e a manca. Però la cosa che più mi ha fatto indignare, di questa persona, che ripeto, non so neanche chi è, ho detto influencer, ma non so neanche che cosa fa, quindi però dire che per 80.000 euro non si alza nemmeno dal letto al mattino e mi pettino è proprio un'offesa, a tutti e tutto. Anche perché, cara Chiara, come si chiama? Blasi, se stai lì è grazie ai tuoi 2 milioni e mezzo di follower, cioè gente come me, anzi no come me perché a me non mi interessa proprio, quindi non è il caso mio, però tutti i ragazzi, ragazzine che ti guardano in effetti e ti mettono, su Twitter perché 2 milioni e mezzo di follower, quindi non so che cosa fai, tu sei friulana, quindi diciamo che più o meno stai come l'altra, quella che sta blogger pure, quindi hai avuto una storia con Oscar Branzani, quindi diciamo che hai fatto un post ridicolo, guarda. Le Iene non ce la faccio più, mi stanno facendo impazzire. La top influencer rovinata da una foto. Cioè, per dire che io manco per 80 euro mi alzo al mattino e mi pettino i capelli, mi è sembrato un po', io per 80 euro mi alzo i capelli. Chiara Blasi risponde alle critiche arrivate da web per questa frase durante il nostro scherzo. Beh, è normale, io se fossi a tutti i follower, io mi cancellerei immediatamente. Proprio perché devi fare un bagno di umiltà, cosa che da voi forse non si usa. Io se fossi a tutti quanti, questi blogger come si chiamano, ma pure io che faccio YouTube, quindi, però dite che io per 80.000 euro non mi alzo dal letto, cara Chiara, non è che puoi dire una parola così. An- Però, giustamente, ci stanno questi 2 milioni e mezzo di. Vabbè, abbiamo capito che cosa, che ti segue e quindi ti fa guadagnare una barca di soldi, quindi lo puoi anche dire che per 80.000 euro non ti alzi dal letto. Io se fossi 2 milioni e mezzo di. Mi toglierei e poi vediamo la mattina come vai a lavorare pure tu. Quindi purtroppo questo non accadrà perché purtroppo il popolo italiano, come sempre, che se ne importa. Da buon napoletano lo dico, quindi basta che su Twitter vanno a guardare qualche ragazza, qualche donna e tutti quanti belli lì sopra e quelli non sanno che a finale fai un follower, fai 2 follower, fai 1 milione, fai 2 milioni, che ne sanno loro di quanto guadagni? Io se fosse per me, face... dovrebbe fare loro in effetti. Si dovrebbero andare tutti quanti. Così poi la mattina vedi quando ti alzi per andare a lavorare, altro che mi alzo nel letto nemmeno per 80.000 euro. Ma ragazzi, non voglio continuare più perché sentire queste cose da queste persone che poi sono diventate famose grazie a voi e proprio mi si gira lo stomaco proprio, quindi non voglio, ripeto, non ne faccio video così, l'ho fatto proprio per un senso di. Cioè, vedi le persone, fate un bagno in umiltà che è meglio. Ti serve proprio.
Quello sarebbe bello che ci fosse un del follower, come si dice in contrario, di massa, e poi vedi come dai pochi poco. Bello detto napoletanamente. Siccome ci stanno ancora questi che si iscrivono, allora può darsi che per 80.000 euro tu ancora non ti alzi. Ma se ci fosse, spero io, No, ho trovato una cosa strana, avvocato, una cosa che mi, diciamo, è strana per me, cioè, le Iene hanno fatto uno scherzo a sta Chiara Biasi, sinceramente io non so neanche chi è. Sono andato a vedere e questa è un influencer su Twitter, quindi una blogger come si dice. Gli hanno fatto uno scherzo di una campagna pubblicitaria e questa mentre parlava ha detto io per 80.000 euro non mi alzo neanche dal letto e mi pettino. Manca io non ho mai sentito, eh. Comunque questa c'ha 2 milioni e mezzo di follower e guadagna una barca di soldi, credo, quindi sicuramente è una come alla moglie di Fedez, voglio dire io, più o meno stiamo là. Sì, sì, come la Ferragni, sì, sì. E friulana come te pure. Ed è Friuli Venezia Giulia. E comunque durante lo scherzo, diciamo che gli hanno fatto questi qua, questa si è sboicottata, ha detto io per 80.000 euro manco mi alzo dal letto e mi pettino. E diciamo per i follower, capì? Ho detto io, no? Di solito tu sai, io non faccio video che non mi piacciono questi video a me. Ho detto io se fossi 2 milioni e mezzo di follower mi disiscriverei, farei il contrario e vedi la mattina come ti alzi con meno e vai a lavorare. Perché davvero è troppo. Io mo giro per internet, conosco tante persone importanti che ma mai hanno miliardi di euro, ma mai hanno detto una parola così. Quindi certe persone, guarda, io se potrei li farei arrivare a zero direttamente un'altra volta e poi vediamo che dicono. Ma non lo so, avvocato, guarda, no, e lei non so di che cosa parla, perciò ti ho detto che non so neanche chi è friulana, so, c'ha 29 anni, è tipo modella forse, perché è anoressica pure sta scritto, quindi diciamo che sarà qualche modella, qualche cosa. Sarà altresì, non sapevo. No, moda, moda, eh. No, Jasmine, questa qui, sta Chiara Biasi, è tipo come la Ferragni, no? Una blogger, influencer, come si dice. Hanno fatto uno scherzo le Iene e questa è, diciamo, anche cominciato a dire io non ce la faccio più, io per 80.000 euro non mi alzo nemmeno la mattina e mi pettino. Cioè, voglio dire io, no, io a sta persona qua, no, io la farei defolloware tutti i follower, la mattina andare a lavorare per 30 euro come fanno tante ragazze dalla mattina alla sera e poi vediamo l'influencer e la blogger. Cioè, proprio quando questo vedi, certe volte uno ha ragione, dice a chi tanto e a chi niente. Poi, giustamente, purtroppo, che dobbiamo, la vita è così, un po' eterno, come si dice, da roppana chi te ne riente. È sempre così. Fortunatamente però un utente su Twitter ci dice fatti un bagno di umiltà che sarebbe la cosa più bella da fare. Anche se per me fosse bello un follower di massa. Non lo so, guarda, in effetti, io te l'ho detto, io ho letto solo l'articolo, poi non so neanche chi è, penso un po', la gente ha 2 milioni e mezzo di follower, figurati. Allora, vediamo chi è, ma te lo dico, per tatuaggi e costumi, è moda, eh. Sì, sì. È di Pordenone, influencer, c'è scritto, che ne so. Lifestyle, influencer, tutte queste cose strane. Diciamo, sì, Instagram, sì, sì, hai detto bene, allora. È 990, insieme al collega di Chiari Ferragni, quindi stiamo là. Sì, sì, sto leggendo, è moda perché sto vedendo delle foto. Eh, chirurgia, anoressia, che lavoro fa? Lifestyle influencer, una vera e propria star del web.
Boh, sì, sì, comunque diciamo che è un influencer, va. Io la farei andare a lavorare direttamente. Sì, sì, amica, amica, sì, sì, sta scritto, sì. Collega, quindi è sicuramente un'amica. Cioè, queste vanno lì, mettono due foto e tutti quanti là sopra, sì, sì, e tutti quanti là sopra a cliccare, questo guadagni una barca di soldi. A volte internet mi piace, però certe volte proprio lo odio, questa cosa qua. Cioè, voglio dire io, no? Io pure su Instagram, io non ho mai messo nulla, no? Io vado a girare su Instagram e ti giuro, stanno tutte nude. Poi tutti quanti i ragazzi a guardare queste foto, queste ragazze che fanno palestra, ti voglio far vedere come fanno palestra, una cosa assurda. Cioè, è normale che poi i maschietti vanno là e mettono mi piace, mi piace, mi piace. Però la colpa è per l'amor di Dio, sarà pure dell'uomo che va a premere mi piace, mette il cuore, lascia il commento e cose. Però, che ne so, tipo una ragazza, una mamma che si mette in tanga a fare ginnastica in casa e come mi dice, anche se, lo ripeto, lo fanno di proposito per avere follower, quindi è fatta di proposito. No, io sono andato su Instagram, c'ho pure il profilo io, però quando vado là, sinceramente, la maggior parte che giri di Instagram, vedi solo donne nude a finale. Non nude nude, nel senso che fanno, diciamo, quando lo apro, vedo tutte che si allenano sul tapis roulant in perizoma, tanto per fare un esempio, no? Allora diciamo, ma è normale che poi il ragazzino di 20 anni va là e mi piace, e mi piace, e mi piace. E giustamente viene seguita da tante persone e poi diventa questa famosa blogger, influencer, come si dice. Sì, ragazzi, io ero in bagno, sì, sì. Ma diciamo che secondo me la colpa, guarda, io dico, è anche di Instagram, perché secondo me certi, sì, sì, certe foto, certi piccoli clip che mette dovrebbero essere cancellati assolutamente, anche perché qui ci può andare chiunque qua, quindi secondo me il 90% dovrebbe essere cancellato. Finché cucina, che ne so. Ma qua dove giro giro, ma io mo sto su Instagram, no? Twitter, tutti quanti così, non è che ci sta uno diverso. O ci sta cucina, o ci stanno quello da fuori, questo è. Quindi o quello o quell'altro. Diciamo che è più seguito il secondo canale poi. Quindi non ci sta niente da fare, deve andare così. Vabbè ragazzi, vi lascio, non voglio parlare più di questo, non so neanche chi è. Però spero che perda tutti i follower e così la mattina va a faticare per 30 euro. E così vedremo poi se dici che non mi alzo dal letto neanche per 80.000 euro. No, ma quello ci vorrebbe, avvocato. Come si dice? Il popolo ti ha portato in giro, io il popolo ti porto a basso. È sempre stata così, non cambia. No, no, non lo so, ti dico la verità, io quando ho fatto questo video, l'ho fatto per, non so neanche chi è questo, ti giuro. Io mo insieme a te ho visto chi era in effetti. Calciatore, calciatore. E vabbè, ma queste campano così, capito? Una volta il calciatore, una volta il modello, una volta così. E allora ci guadagnano una barca di soldi facendo le modelle, come si dice. Facendo pubblicità a tutte, diciamo, Kevin Clay, tutte queste, diciamo, ste cose buone, e quindi giustamente quella si fa la foto su Instagram, mette una bella borsa che sicuramente avrà comprato da Kevin Clay paga. Prende un'altra marca, che ne so, Chanel, e Chanel paga. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, ragazzi. Questo proprio l'ho voluto fare per sfogo perché a chi tanti e a chi niente da vita, perciò è ingiusto.
Vabbè, a dopo ragazzi, voglio parlare qui che se non mi piace. Ciao.